Ecco, quindi non avevo dato in scout, ma un ascensore. E qui abbiamo le cabine massaggio. Diciamo che sotto prenotazione abbiamo la possibilità di fare dei massaggi di coppia oppure dei massaggi singoli. Il cliente arriva esterno, può usufruire dei nostri armadietti. Quindi la spa, questa doveva essere una vasca idromassaggio, ma in realtà è una piscinetta. E quindi l'ingresso, per evitare il caos e per mantenere quello che è la logica della spa, è contingentato, quindi noi facciamo entrare a fasce orarie un massimo di 14 persone che sono corrispondenti ai lettini che vedete esposti, affinché si possa garantire in qualche modo il relax, il benessere, e sicuramente non è una piscina ludica, è un qualcosa che insomma dà benessere, dà tranquillità, la musica sottofondo ad hoc. Facendo il percorso, il cliente permane qui dentro 90 minuti. Abbiamo la doccia emozionale, quindi non appena si mette i costumi, l'infradito e la cuffietta, può seguire la doccia emozionale, può seguire della sauna. Abbiamo ovviamente questa fase, non c'è nessuno che ci assiste, ma abbiamo delle persone che indicano quale sarebbe il giusto percorso. Dopodiché abbiamo la piscina, come dicevo prima, con acqua riscaldata, garantiamo 32 gradi, e il cliente a sua scelta può usare la doccia emozionale, o meglio cervicale, pigiando i pulsanti che sono lì in basso. Una chicca che abbiamo rispetto, forse ad altri comunque non tutti ce l'hanno, è una set spa indivata che su richiesta noi attrezziamo, ed è una spa in piccolo per 2 persone. Quindi questa È è una spa esclusiva. sostituirebbe la piscina, dopodiché abbiamo sia la sauna che la doccia emozionale, quindi è prenotabile solo per 2 persone, e quindi questo è un servizio, diciamo, particolareggiato per chi ne fa esigenza, però abbiamo voluto fare qualcosa di particolare per dare la possibilità alle coppie o comunque a chi voglia di avere un ambiente intimo, come si dice. Una cosa importante da dire è che abbiamo anche il bagno turco, doccia scozzese, ghiacciata, perché il percorso della spa, la ratio della spa è quello di alternare l'alta temperatura alla bassa temperatura. Quindi il concetto sarebbe doccia emozionale, doccia insomma anche per una questione di sanitaria, dopodiché la sauna, dopodiché l'immersione in acqua, dopodiché il bagno turco e il nostro. Ovviamente per il bagno turco abbiamo delle precauzioni, perché si raggiunge una temperatura di 60 gradi e quindi ovviamente non tutti possono farne uso, ma abbiamo il personale formato che indirizza le persone, i clienti. Dopodiché abbiamo la doccia finlandese, quindi il nostro prodotto prevede che cosa? Di permanere all'interno di questo ambiente per 90 minuti. 90 minuti possono essere un po' indottrinati da noi o seguiti da noi su quello che è giusto fare come percorso, se no il cliente in qualche modo glielo spieghiamo, poi è libero di poter usufruire di tutto o anche di quello che lui seleziona o di quello che ritiene più opportuno.